Sicilia, scrivono i poeti antichi, è la terra di Virrosi, benedetto Dio Cannirafici. Dall'inverno produci tanti cosi, lu bene surgi da ogni paese, ma Palermo ha fermato tanti cosi per darci l'assalto ai francesi. E ora io vi conto l'evento sanguinoso che a Palermo però portò la libertà. Sta storia è assai importante per il popolo siciliano, perché fu una legge di pochi voti che a tutti i siciliani si uncera un secolo per combattere contro lo stesso tiranno. Attendate. Buonasera amici miei e benvenuti in questa piazza da tutta l'isola per commemorare l'evento del Vespro siciliano. La storia ci racconta che dal 1266 al 1282 la Sicilia è sotto la dominazione degli Angioini originari della Provenza, i quali si comportarono nei confronti del popolo con estrema crudeltà. La dominazione francese verrà ricordata come un periodo di vera sofferenza per i siciliani, al punto che il termine Franza indicherà fame anche oggi nel nostro prezioso dialetto siciliano. Con angherie, soprusi e crudeltà verrà imposto in Sicilia un fiscalismo spietato, difficile da sopportare per la popolazione già impoverita dalle tasse degli svevi. I siciliani iniziano a odiare i nuovi conquistatori. Il 30 marzo 1282 Palermo si ribella alle prepotenze dei francesi di Carlo d'Angiò con una sollevazione popolare passata alla storia come Vespri siciliani, che si diffonde ben presto nell'intera Sicilia costringendo alla fuga le truppe angioine. La leggenda ci narra che nell'ora del Vespro, nei pressi della chiesa di Santo Spirito, un po' come ora, come in questo momento, si riunirono i siciliani per la festa del lunedì di Pasqua. Contemporaneamente a loro ci fu la presenza di circa 200 soldati angioini per garantire l'ordine, che però si abbandonarono a perquisizioni poco licenziose sulle donne. Uno di loro aveva addirittura messo le mani addosso a una donna maritata con il pretesto di volerla perquisire. Per difendere la moglie, il marito riuscì a estrarre la spada dal soldato francese e a ucciderlo. Allora i siciliani inferociti si scagliarono contro gli altri e fu il massacro che ebbe in Giovanni da Procide il suo eroe, il suo capo, un capo tremendo che si mischiava nella lotta, aizzava i cittadini, dirigeva, capeggiava la sommossa, uccideva. Alla luce languidita del Vespro, tutti i 200 francesi che erano presso Santo Spirito giacevano morti nel loro sangue. La città fu in breve invasa. I francesi, presi alla sprovvista, non avevano neanche il tempo di difendersi che a gruppi gli insorti erano loro addosso. Per le vie insanguinate la lotta era indescrivibile. Si uccidevano uomini, donne, vecchi, bambini senza pietà perché fossero francesi. Il massacro fu compiuto nell'arco di un mese circa. I francesi presenti nell'isola, rendendosi conto che tiravano aria brutta per loro, si mimetizzarono tra i siciliani indossando i loro vestiti, ma vennero smascherati uno per uno, invitandoli a pronunciare la parola Sicili, che essi non sapevano pronunciare, mancando della C palatale. Essi dicevano Chikiri o Sisiri, tradendo le loro origini. Il difetto di pronunzia era sufficiente per condannarli a morte. Il moto insurrezionale si diffuse in tutta l'isola, Palermo, Messina, Catania, Sperlinga, altri paesi e città, coagulandosi sotto la guida di alcuni nobili siciliani che diedero vita a una lega che si oppose all'Angioino, riuscendo a resistere al suo ritorno in forze. La città di Palermo si proclamò indipendente dal dominio degli Angioini per essere, ahimè, e la storia ce lo racconta ancora oggi, posseduta da altra dominazione a venire. Ma gli storici, le leggende, i cantastorie ci raccontano con dovizia di particolari l'evento, segno però della capacità di un popolo di scrollarsi la prepotenza e lo sfruttamento che lo sovrastano. Monito perpetuo anche ai nostri giorni per chi tende a signoreggiare il popolo con avidità e malacreanza anziché servirlo e condurlo giustamente.
troppo ci è stato tolto, troppo ci sta mancando. Giunto è il tempo di riappropriarsi dei propri diritti e del rispetto che ci è dovuto come popolo siciliano. Identità, lavoro, giustizia sono preziosi beni che ci stanno a cuore, per noi, per i nostri figli, per le generazioni a venire. Oh, siamo forse pronti a un nuovo Vespro, che ne dite? E lo francese con la sua potenza in Sicilia faceva mala crianza. Lupani ni le va, ni la mensa. Lo francese si giovano ogni stanza, i giufidanno nella sua potenza, e noi mischini, su dalla solanza. A già mala ora fu disciutta da Simenza, fu tonnina salata alla Franza. Una voce filistrati gridava: non lo sentite, lo vale sprucasola. E ognuno l'arma si pigliava e contro lo francese ne sciafora. Tutto lo popolo in nitta gridava, ora le donne vogliono fare prova. Sicilia, che porti la cruna reale, dalla robetta testa la teni, che sei più ricca di lo stesso mare, e i tuoi figli sono tutti guerrieri. Se qualcheduno volesse comandare, passasse sotto, se coraggio teni. Sicilia, Sicilia, non dubitare, non ti metti chiuso tra i piedi. Senti la Francia che suona a martorio, no, la Francia non viene più in Sicilia. Viva Sicilia, che porta vittoria, viva Palermo, che fa meraviglia. Suonate tutti le campane a gloria, vincete tutte l'armi di Ripiglia, che